Guarda, mo, sono qua fra amici e di certe robe si può parlare. Sapevo cosa che ne ha fregato gli altri negli ultimi 30-40 anni? L'è stato il sesso. Che una volta non si sapeva neanche cosa che l'era sto sesso. Non esistia neanche il vocabolo. Al massimo si tuttata il sesso, sì, mio Corea. Guai, una volta sette robe. E invece di in coile è tutto un disastro, basta che ti guardi la televisione con tutti quei canali che ne sempre su qualche dunque fa qualcosa, cambia tutto. Anche i bocci, la mentalità. Io la picciola più piccenina che quando gli fa vedere qualche roba cosa la mi mette le mani sugli occhi, papà non guardare però. Non guardare. Ciapa i film, tutte porzelane. Te sente i tosat sull'iston che la sera fa, cosa andiamo a vedere? Ah, mi andaria al cinema là, perché so, sono a vedere i cartelloni tra cui ho scelto quel film là. Dove che tra cui non vuol dire tra i quali, vuol proprio dire tra cui. Dire so che qui farà. Non è vero, guarda le presentazioni, guarda anche qui qua in città, ma i produttori dicono che il nudo tira. Sarà anche vero, ma non vi siamo mai domandati come mai i camionisti più gran che il camion, più femmine nude le piccate in cabina? Perché il tiro è pino. La stessa roba avviene anche nel messaggio pubblicitario, voi vi rende conto ogni giorno, basta aprire qualsiasi rivista che nel nudo va per tutto, anche dove che non c'entra, non so, reclame un caffè, una tuta nuda che viene dentro quel caffè. Dimmi ti chi che guarda la mocca. O se no reclami un'aranciata, te vede in borsolotto, bevete aranciata ed edrio un gran cul, cosa c'entrelo? No, il mago che mettesse una canuccia per confondere le idee, niente. Tutto fine a se stesso, si arriva per fine alle pubblicità subdole che abbiamo visto l'altro giorno su a Borgo Val Sugana. La mia storia è, puoi andare su e vederla anche voi altri, che era la pubblicità di una di quelle macchine a motore a scoppio che serve per tagliare gli alberi. Era un bel manifesto grande, che n'era una montagna di Rio, davanti che n'era una cicciolina, là, tutta mezza svestita, con in mano un destiarte, che le faceva un sorriso così, e sotto era scritto, perché farlo ancora a mano? A vergognarsi! Dopo ti domanda come mai che si va a finire male, perché quando hai 14-15 anni però, a sti fioi che viene la spisa, che la spisa la ne veniva anche noi altri alla nostra età, solo che a noi diceva che era orticaria. E si sono grattai tanto? Ma invece però bisogna dire che i tempi è cambiati, ma le impreste le sempre quelle, gli utensili, bisogna stare attenti. Ed è pericoloso, perché il pericolo non è che scampa il morto, il pericolo è che vieni fuori al vivo. Come che è successo a Rosanna e a Francesco. Tosate che se dove venire, ascolti, perché la puoi servirvi prima, dopo sarebbe niente. Rosanna e Francesco, ciappati col visto da un gran sentimento, durava un momento, lupena di sette, doiela de manco, coi occhi sedea, strucconi dal banco. Ma dopo, siccome tra cine giornai, i se senti sea, a un po' tananai, i acciozzu coraio, tempra pien de fior, in qualche maniera, gli ha fatto all'amor. E non ti dica la processione delle formighe che curiosea sul tira e mola su e dopo in mane de viola né brut né bel con gran busnar in tel cervel e io ci verti rento il fiel le man struccate sulla pelle. Rosanna e Francesco, ciappati col visto da un gran sentimento, durava un momento, gliela spasemati con fioli impronta che a mettersi in viaio non la domanda. Gran musi per casa, parente che domanda perché le successa sta roba nefanda e con una nozzata e in ridere sforzata i bina doi voce per l'eternità. E notte dighe la processione delle fadighe con una famiglia taconata, garba come l'erba segata, col brut e il bel che noi ha senso del cervel, se suppa il muso notte ampel e to fiolet
parto fradel. Rosanna e Francesco, ciapati col visto da un gran sentimento, durava un momento, ognun parso banda, zaveci a 20 anni, lontan un da st'altra, i cuna i suoi affani. Al boccia vien grando, curada sononi, i suoi se fa vivi, pardolf e bomboni, e i pensa quel dì che sconti dei fior in qualche maniera gli affar all'amor. E inoltre die la processione delle formiche che curiosea sul tira e mola, sue dopa in mane ghide viola, né brut né bel, con gran busnari in tel cervel, e gli occhi verti rento il fiel, le man struccate sulla pelle, la 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 la.